l'unica cosa che io rinfaccio a Giorgia Meloni è stata quella di mollare la presidenza del Veneto alla tachipirina del Veneto, che è la Lega. Futuro Nazionale da una parte, Lega e Fratelli d'Italia dall'altra, il bivio del centrodestra a ring con i fuochi d'artificio annessi. Perché se è vero che a fine puntata il sondaggio su cosa dovrebbe fare Vannacci in chiave elezioni politiche premia con il 77% la soluzione dell'accordo, è altrettanto chiaro che al momento questo scenario è a dir poco lontano. Certo, la politica è l'arte dell'impossibile, ma in Veneto i futuristi hanno forse ancora di più il dente avvelenato e l'ex meloniano Gio Formaggio fa esplodere tutto il suo malessere contro i mai tollerati alleati. La Lega è la rovina. Facciamo finire Veneto. il sindaco, chiaro. Ve l'ho sempre detto, concetto chiarissimo, e ho sempre votato contro a tutto quello che volevate fare. I veneti hanno votato per la Lega alle regionali, se non te lo capire, e non hanno votato te, per esempio. I veneti hanno votato per la Lega. Ma evidentemente non rappresenti il pensiero dei veneti, può starci, rappresenti il tuo pensiero e dei tuoi 8.000 elettori. Vedremo. No, l'abbiamo già visto. E la madre di tutti i mali sta nelle regionali 2025, aver ceduto la presidenza della regione alla Lega quando Fratelli d'Italia era in rampa di lancio. Per questo il bersaglio è anche l'ex collega di partito ed ex coordinatore regionale Luca De Carlo, costretto a suo tempo a fare un passo indietro, una generosità che ha pesato ma che il senatore alla fine rivendica replicando a Formaggio. Il mio amico Joe capirà quando sarà chiamato a governare, se avrà la fortuna di poterlo fare, che la politica è fatta di mediazione, non è solo a meno che tu non abbia il 50+1 e anche in quel caso comunque sei tenuto a mediare ed è evidente che ci sono delle questioni sulle quali per una logica di alleanze che ritengo siano ancora comunque facciano parte della politica, a volte si incassa e a volte si deve generosamente cedere. L'errore di Fratelli d'Italia è stato galvanizzare e far risuscitare la Lega, che però non è servito a nulla perché adesso vedremo che fra qualche mese sarà sotto il 4% e non si salva nessuno. Adesso vi faccio vedere i sondaggi non di si stasera. salva nessuno. Gio, ma il problema non è chissà... Ho capito, ma è stato Fratelli d'Italia... I problemi dei cittadini, a livello nazionale come a livello regionale, dare risposte ai cittadini. Perché io non baratterei mai la mia poltrona o il mio ruolo con una sconfitta onorevole. Resta uno stallo evidente, al di là dei rancori, anche su alcuni temi in agenda e le parole del generale sul femminicidio che non esiste, difese dai futuristi, aprono un altro solco chiaro. Per come ti conosco io, tu non credi veramente a quello che stai dicendo? Io continuerò a scendere in piazza per sensibilizzare contro i femminicidi, cioè io lo dico chiaramente, tra tante cose che ha detto, alcune possono essere condivisibili, alcune meno, quella sui femminicidi è una cazzata enorme che il generale ha detto.